festa del 1° maggio, per i bassanesi sul tema del lavoro c'è ancora tanta strada da fare. Per la festa dei lavoratori i sindacati lanciano un messaggio ai dipendenti dell'ISAC. Case di riposo sempre più richieste ma anche sempre più costose, l'assistenza domiciliare diventa una soluzione. Dopo la sparatoria di Fara il sindacato di polizia ribadisce: lavoriamo ogni giorno per l'inclusione. A pochi giorni dallo scontro di Fara la gente ha paura e chiede maggiori controlli. Emissioni, l'Europa salva le stalle venete, allevatori soddisfatti. Defibrillatori pubblici anche nei piccoli comuni grazie a un provvedimento di Nicola Finco. Il sigillo della provincia ai giovanissimi alfieri della Repubblica nominati da Sergio Mattarella. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, buon 1° maggio a tutti e parlando proprio della festa dei lavoratori ci siamo chiesti che significato abbia oggi questo tipo di ricorrenza, come è percepita. Noi l'abbiamo chiesto, abbiamo rivolto questa domanda ai bassanesi. La festa del 1° maggio nasce con l'intento di ricordare l'impegno dei movimenti sindacali e le battaglie dei lavoratori. E noi abbiamo chiesto ai bassanesi quale sia oggi la loro battaglia. E i diritti che dovremmo mantenere di quelli che abbiamo avuto dai nostri genitori. E questa è la battaglia più grande? Eh sì, perché i diritti c'erano, però adesso bisogna cercare di mantenerli. Quali sono le battaglie oggi dei lavoratori? Battaglie, brava, non si lavora, c'è una battaglia tutti i giorni, un po' il tempo ma la gente non ha soldi, fine mese quello che è, ma non hanno soldi, noi siamo qua ma sì. Quindi è una battaglia sul campo ogni giorno? Ogni giorno. Arrivare a fine mese. La qualità di vita non si trova con quei lavori che facciamo, con quei soldi che guadagniamo, perciò siamo tipo schiavi. Com'è lavorare all'estero? Lavorare all'estero rispetto all'Italia ha tanti vantaggi, un punto di vista di equilibrio tra lavoro e per l'appunto vita. Quindi Qualità di vita quindi? Qualità di vita molto molto più alta, si lavorano 40 ore a settimana, non si lavora oltre, proprio illegale, ti fanno le multe se paghi, se lavori oltre 40 ore a settimana, quindi è tutto un altro mondo e purtroppo uno dei motivi per cui sono dovuto andarmene dall'Italia. Quali sono oggi gli obiettivi da raggiungere nel mondo del lavoro? Poter dare lavoro a tutti sarebbe l'unico sistema, vero? Però purtroppo le cose invece sono diverse. Amare quel lavoro che si fa, perché altrimenti non va bene, ma per i giovani penso che è un problema. Oggi no, trovare lavoro, devono organizzare dei lavori per tutti questi giovani. Io spero che si possa fare di più, perché vediamo anche qui in giro, ci sono un sacco di cartelli che dicono cercasi lavoratori. Ci sono, ma sono anche pagati male. La battaglia più grande sono i costi, il gasolio e tutto quello che ci va dietro. È diventato pesante come situazione. Purtroppo ci sono troppe spese e poco guadagno. E proprio in occasione della festa dei lavoratori di questa giornata, i sindacati hanno deciso di lanciare un messaggio ai dipendenti dell'ISAC. 1° maggio, festa dei lavoratori. Fra tutele e sicurezza c'è però ancora tanta strada da fare nel mondo del lavoro. 1° maggio ricordiamo tutti i lavoratori, facciamo un pensiero su tutti i lavoratori, su qualsiasi servizio, un pensiero speciale ai lavoratori che garantiscono i servizi ai cittadini nella giornata odierna e chiaramente un pensiero speciale va a tutte le situazioni particolari, infortuni, decessi sul lavoro e anche chi il lavoro ce l'ha ma non vive bene la sua giornata lavorativa. Il riferimento all'ISAC di Bassano a questo punto è molto preciso. Mi riferisco in particolare ai dipendenti dell'ISAC di Bassano del Grappa, della casa di riposo. Per loro va un pensiero e va un augurio e un incitamento a continuare ad andare avanti nei servizi che stanno facendo grandemente agli ospiti della struttura, però richiamiamo ancora l'attenzione della politica, dei cittadini.
Anche la UIL sottolinea quali sono le difficoltà del momento. Buon 1° maggio innanzitutto a tutti i lavoratori, buona festa del lavoro. Però senza scordare quelle che sono quelle situazioni che continuano ad essere situazioni difficili, situazioni anche precarie dal punto di vista non tanto dei rapporti di lavoro quanto in maniera particolare dei carichi di lavoro che continuano ad essere sempre più ingravescenti, sempre più pesanti. Per il settore pubblico le situazioni più complesse sono legate a sanità e sociale e anche in questo caso l'ISAC viene citato come un punto di riferimento. Non accennano a diminuire quelle condizioni che si sono create durante il periodo del Covid e non accennano a diminuire proprio perché, e mi riferisco in maniera particolare anche alle situazioni che abbiamo qui nel Bassanese, diventa sempre più difficile per loro riuscire a portare a termine una giornata lavorativa. Il personale in questi istituti diminuisce anno per anno e quindi questi dipendenti si trovano sostanzialmente ad affrontare carichi di lavoro sempre più pesanti. Proprio sull'ISAC i sindacati lanciano infine una nuova mobilitazione che coinvolgerà la popolazione. Per quanto riguarda i cittadini, nelle prossime settimane ci saremo presenti nel territorio per la raccolta delle firme, per cambiare di passo i vertici della struttura della casa di riposo. È importantissimo in questo momento dare una definizione e arrivare a un punto fermo. No privatizzazione della casa di riposo, grandi servizi ai cittadini e miglioramento della qualità lavorativa del personale. Restiamo a parlare di case di riposo sempre più richieste, sempre più gettonate, ma anche sempre più costose. E così l'assistenza domiciliare diventa una soluzione possibile. Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano finché può rimanga a casa e quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone a autosufficienza un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. È adattando i bagni, è adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche di familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare perché è l'atto avverso che spesso causano condizioni di autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura con persone nuove che non hai mai visto rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione perché diventerà un problema anche per loro. E dopo la sparatoria di Fara Vicentino torna a parlare il sindacato della polizia locale. Chiedono pari tutele a quello delle forze dell'ordine e della polizia di Stato. Una forza di polizia a tutti gli effetti, anche se non rientra attualmente legislativamente tra quelle che vengono chiamate appunto le vere forze di polizia, che purtroppo è stata esclusa, ma è per l'inclusione che ci battiamo.
Si batte per l'inclusione e maggiori tutele il sindacato unitario di polizia locale, soprattutto dopo la sparatoria di Fara Vicentino, che ha visto ferire gravemente l'agente di polizia locale dell'Alto Vicentino, Alex Frusti. Con le tutele che sono differenti. Nel caso ad esempio del collega che è stato ferito, per fortuna la situazione sembra non debba degenerare con la sua qualità di vita, con la sua qualità di salute, però qualora fosse rimasto o rimanesse invalido non avrebbe nessuna tutela da parte dello Stato o del Comune. Addirittura rischierebbe di perdere il posto di lavoro, cosa che per le altre forze di polizia non avviene. Obiettivo del sindacato, una riforma per equiparare trattamenti e tutele della polizia locale a quelle delle forze di polizia di Stato. La polizia locale oggi lavora fianco a fianco di tutte le altre polizie nazionali e lavora come una forza di polizia a tutti gli effetti, anche se ad ordinamento locale. Questa definizione è stata data proprio dal Presidente della Repubblica, da Mattarella, durante il suo discorso di fine anno nell'anno 2020, grazie al contributo che la polizia locale ha dato anche durante gli anni pandemici. Quanto la sparatoria, quello che è avvenuto a Fara Vicentino, ha scosso l'opinione pubblica, ha scosso i cittadini. Evidentemente tanto dalle risposte che ci hanno dato, perché noi abbiamo chiesto ai bassanesi di cercare di esporsi, di dire come la pensano sui fatti di Fara Vicentino. Ebbene, tutti o quasi chiedono maggior sicurezza. Ne penso che siamo diventati matti tutti quanti. Sì. Penso che il Covid ha portato fuori in regola tutti i cervelli giovani e vecchi. Cioè il punto è là che non ci siamo più rimessi in sintonia con tutto. Dopo monitorare di più, ma ci vuole più personale e guardare. Più aiuto quindi? Sì. Siamo stanchi di vedere tutto, di sentire tutte queste cose, guardi, veramente. Lei ha paura? Sì, molta. Le dico veramente, vengo fuori poco apposta mi chiudo in casa, stiamo in casa perché così è meno pericoloso, perché girare così è una cosa impossibile. Se l'altro non le sparava, non so cosa succedeva, è vero. Ma ci vuole più attenzione, più monitoraggio secondo lei? Beh, penso anche di sì. Penso di sì che ci voglia, perché la polizia sono anche in pochi. Io dico solo che non c'è più una direttiva. Per quanto riguarda gli extracomunitari, sono considerati in certi casi anche nemici, però bisogna anche mettersi al loro posto perché lo Stato non sta dando assistenza come dovrebbe. In ogni caso anche gli italiani sono stanchi di questa situazione perché noi abbiamo bisogno di più sicurezza e soprattutto di certezza delle pene, perché oggi come oggi non ce n'è più. Sembra che siano tutelati più gli stranieri che gli italiani e questo crea questo disagio collettivo della società. Forse siamo anche troppo permissivi. C'è troppo disinteresse dalla parte delle istituzioni, diciamo. Il monitoraggio sulle persone che hanno delle problematiche, ma è un discorso che sento tutti i giorni in televisione. Cosa si può fare, bisogna investire, eccetera. Poi? E poi come si fa? Sono paesi questi qua che ci conosciamo un po' tutti, rimaniamo un po' sorpresi quando succede vicino a casa, diciamo. Bisognerebbe monitorare di più il tessuto sociale vulnerabile? Direi proprio di sì, sa. È un po' una situazione, diciamo, tragica al momento. Per quale motivo secondo lei? Per quale motivo? Ci sono un sacco di cose che non funzionano. Per esempio cosa? Troppo lunga la fila, troppo lunga, comunque è diventato proprio un macello. Lei ha paura di uscire? Direi proprio di sì, sa. Nel prossimo servizio parliamo di un tema che viene trattato evidentemente troppo poco, gli atti intimidatori a cui purtroppo a volte vengono sottoposti i sindaci. Dentro di noi dobbiamo trovare sempre come sindaci il coraggio di dire no, il coraggio di fare in modo che questi atti non possano ripetersi. La forza di dire no, perché solo opponendosi e denunciando i sindaci possono fronteggiare le minacce. Gli atti intimidatori sono diversi casi anche nel Vicentino. Ce ne sono state più di una esperienza, diciamo le ultime due sono state 2 lettere minatorie con minacce pesanti rivolte a me, ma soprattutto alla mia
famiglia, quindi con un metodo direi tra virgolette mafioso, quindi con parole ritagliate, incollate su un foglio di carta, ritagliate dai giornali, e quindi sono cose che preoccupano soprattutto per i familiari, per i miei figli, per mia moglie. Se uno si prende la briga di ritagliare delle lettere di giornale, incollarle e venire a depositarle in maniera anonima ovviamente nella cassa della posta, non è sicuramente una persona molto equilibrata, e quindi ci si può aspettare anche qualche atto inconsulto. Anche il sindaco di Roana ricorda una brutta esperienza, quella dei volantini che nell'estate del 2021 tappezzarono il centro di Asiago con accuse anonime contro di lei, Elisabetta Magnabosco. Un'esperienza sì, che mi ha fatto rivivere quello che è l'articolo 21 della Costituzione, ovvero la manifestazione di pensiero e di parola, per capire se era quello il modo, l'espressione in cui effettivamente doveva essere manifestato, e mi ha dato la forza di andare a fare ovviamente tutte le delucidazioni del caso sul punto, e anche la forza di continuare per portare sempre avanti il concetto di trasparenza. Un fenomeno che va monitorato, tenuto sotto controllo. Per questo la Prefettura ha deciso di seguire la questione, per non lasciare soli i sindaci. Che stiamo attraversando un periodo assolutamente particolare. I sindaci sono chiamati in prima linea perché stanno adottando in questo periodo tutti quei provvedimenti amministrativi finalizzati a bandire gare d'appalto. Mi riferisco a tutte le progettualità che ricadono nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, mi riferisco a tutti quei cantieri che nei territori riguardano anche le progettualità dell'alta velocità. Quindi sono tutte situazioni che vanno in questo momento attenzionate, perché il loro agire può anche creare malcontenti. Parliamo adesso di defibrillatori pubblici anche nei piccoli comuni. Defibrillatori pubblici anche nei piccoli comuni per una rete capillare di sicurezza sanitaria per i cittadini. È questo l'obiettivo di un provvedimento proposto dal vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco e approvato all'unanimità a Palazzo Ferrofini. Questo è un aiuto che abbiamo voluto dare ai piccoli comuni del Veneto, in quanto negli ultimi anni abbiamo visto che tra le principali, anzi la principale causa di morte è proprio l'infarto, e per questo abbiamo deciso di dotare i comuni del nostro Veneto di defibrillatori. Ecco come partirà questa nuova fase. E verrà ovviamente istituito un bando, saranno collegati alla rete 118 di emergenza e ovviamente saranno messi in luoghi facilmente accessibili all'utenza. Uno strumento indispensabile che può salvare molte vite, che però va accompagnato da un'adeguata formazione. Quello che noi oggi spingiamo è ovviamente sulla formazione del personale, ma creare anche una sensibilizzazione tra i cittadini, perché spesso e volentieri l'utilizzo del defibrillatore può salvare molte vite. Quindi speriamo che attraverso questa rete diffusa su tutto il territorio regionale possiamo veramente sperare di salvare qualche vita in più, visto che è uno strumento semplice ma che spesso e volentieri si è dimostrato fondamentale. L'Europa salva le stalle del Veneto escludendole dalla normativa sulle emissioni. Per gli allevatori è un sospiro di sollievo. Le stalle non devono essere paragonate alle grandi industrie in fatto di emissioni. Parola di Floriano De Franceschi, presidente dell'Associazione degli allevatori del Veneto, che esprime soddisfazione per la storica decisione presa qualche giorno fa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Nel mirino dell'Unione Europea c'era infatti l'inserimento degli allevamenti nella nuova direttiva sulle emissioni industriali, che veniva vista dal comparto primario come il preludio a un disastro. L'ARAV sottolinea come la proposta della Commissione Europea di inserire gli allevamenti nella direttiva avrebbe fatto chiudere un numero enorme di stalle e allevamenti. Una decisione importante quindi, che preserva anche da ulteriori oneri a carico dei settori suinicolo e avicolo e viene incontro a quanto sollecitato dal sistema degli allevamenti italiano, che aveva a più riprese sottolineato l'assurdità tecnica e scientifica di assimilare l'attività delle stalle a quella di stabilimenti industriali. La Commissione Europea, da parte sua, aveva proposto di ampliare le attività ricomprese nella direttiva sulle emissioni agli allevamenti bovini con un numero di capi superiori a 150 unità. Questo, ricorda De Franceschi, avrebbe portato alla chiusura di molte stalle venete, con la conseguente perdita del valore economico e sociale, ma anche ambientale, della zootecnia italiana, considerata la vocazione della nostra regione.
La zootecnia veneta invece ha compiuto negli ultimi anni considerevoli sforzi proprio per accrescere il grado di sostenibilità delle aziende. Il sigillo della provincia ai giovanissimi alfieri della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella. Sono orgoglioso di me stesso perché non mi aspettavo che poteva diventare una cosa del genere, ma non voglio neanche montarmi la testa talmente tanto da dire oddio sono il re del mondo, ma sono un semplice ragazzino come tutti e voglio rimanerlo. Nelle parole di Tommaso Zotti di Campo San Martino, che ha portato in salvo i suoi amici guidando lo scuolabus quando l'autista si è sentito male, c'è tutta la semplicità e la spontaneità di chi fa del bene senza chiedere niente in cambio. È uno dei 3 ragazzi padovani nominati dal presidente Sergio Mattarella alfieri della Repubblica lo scorso 24 febbraio. Anche la provincia di Padova ha voluto celebrarli e ringraziarli per il loro operato. Sono tutti ragazzi che sono impegnati per gli altri, che è una cosa importante, aiutare i suoi compagni, aiutare veramente tante manifestazioni di solidarietà e amicizia nei confronti dei terzi. E mi ricordo che Padova è stata come provincia, è stata anche capitale del volontariato e questi sono 3 gioielli che ha Padova e sono molto orgoglioso di loro. Ragazzi impegnati a scuola e nel sociale come Giulia Martinello di San Pietro in Gu, che ora sogna un futuro in aeronautica, ma che si impegna già nel presente. Ho potuto rivivere questa emozione qui alla provincia di Padova e sono contenta di poter rappresentare tutti i ragazzi del nostro Stato che fanno comunque tantissime opere di bene per il prossimo. E io ho fatto nel mio piccolo qualcosa per la comunità di Vares in Bosnia, dove con il mio gruppo scout ho vissuto delle esperienze che ricorderò per sempre, cercando di donare un sorriso, semplicemente giocando con i bambini e i ragazzi di questo paese che ancora vive i ricordi della guerra che c'è stata appunto in Bosnia. Eroi per caso nella quotidianità che non vedono difficoltà ma opportunità, come Diletta Lago di Cittadella. Fin da quando siamo molto piccole conosco una mia amica che ha una disabilità di tipo cognitivo con la quale siamo amiche semplicemente, e siamo in classe insieme e ci aiutiamo, lei ha qualche difficoltà a comunicare e quindi magari riusciamo a comunicare noi due, tante volte magari l'aiuto anche a fare tra virgolette un po' da interprete, però anche lei aiuta tantissimo me perché è solare, spontanea, semplice, poi è molto allegra, entusiasta delle piccole cose, quindi non sono solamente io che aiuto lei, ma anzi molto spesso è il contrario. Questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione. Nell'augurarvi ancora una volta buon 1° maggio, vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e vi lascio al meteo.